Ci troviamo con Diego Righetto, educatore cinofilo e volontario EMPA specializzato in cani. Parliamo di viaggi, è estate, molta gente viaggia con il proprio cane, come comportarsi? Benissimo, come comportarci? Innanzitutto in auto preferibilmente tenere un trasportino. Cos'è il trasportino? Il trasportino per il cane rappresenta la tana, lui lì è tranquillo, se ci sono bambini non sono sempre lì a disturbarlo e soprattutto per quanto riguarda l'auto non viene sballottato di qua e di là e quindi evita di soffrire quello che è il mal d'auto. Aspetto funzionale, ci fermiamo perché abbiamo bisogno di prendere un caffè eccetera eccetera, non troviamo l'ombra dove mettere l'auto e quindi lasciare il cane, lasciamo l'auto al sole, tiriamo giù il cane, tiriamo giù il trasportino, mettiamo il trasportino all'ombra e il cane è tranquillo. Preoccuparsi sempre di metterlo in condizione di bere. Se invece ci permettono di entrare, entriamo con il nostro cane, attenzione alla normativa che prevede la museruola, indipendentemente che sia mordace o meno, potete trovare l'istituzione che dice hai la museruola? Sì, mettila e se il cane non la sa indossare e lì abbiamo qualche fastidio con le istituzioni. Morale, il cane è componente della nostra famiglia, dobbiamo però sapere che lui è un cane e non è un essere umano, quindi non umanizziamolo. Il modo di farlo viaggiare non è come per l'essere umano, ma è per il cane il fatto di stare comunque tranquillo. Qui si potrebbe aprire l'argomento su alcuni soggetti che amano la confusione e altri che non amano la confusione, alcuni soggetti che temono la massa, le persone che invadono, per esempio quando ci fermiamo nei motogrill eccetera eccetera e quindi lì dobbiamo mettere nelle condizioni nella sua tana, nel suo trasportino di restare tranquillo. Qualche consiglio brevissimo da dare per il caldo, come gestire il proprio cane? Benissimo, il cane soffre molto il caldo, quindi l'acqua è fondamentale. Attenzione, rivolgetevi a un dietologo o comunque un medico veterinario per modificare l'alimentazione, come per noi che mangiamo i pomodori e la mozzarella, anche il cane bisogna modificare subordinatamente appunto alle temperature estive l'alimentazione. Fondamentale, l'acqua sempre presente.